Una Girgenti perla della tradizione siciliana, quella raccontata nella nuova fiction targata Televideo Agrigento, Il Salone di Girgenti. Un viaggio emozionale in quelle che sono le antiche fattezze di un popolo, quello agrigentino, fortemente legato al costume societario che nell'epoca in cui è ambientato il film, fine anni 50, era ben diverso da quello contemporaneo. La vicenda ruota attorno ad un salone dove si susseguono esilaranti scene di grande ed indiscusso divertimento. Il barbiere a quell'epoca non era semplicemente un curatore della chioma degli uomini siciliani, ma bensì dentista, improvvisato medico per reumatismi e quant'altro. Insomma, un contest davvero brillante, presentato ieri alla Casa San Filippo alla presenza di tutto il cast artistico, il regista Massimo Puglisi, il direttore di Televideo Agrigento Arturo Cantella, l'editore Piero Licausi e Nuccio Catagnano, dirigente all'assessorato regionale turismo e spettacolo, che in partnership con Sicilia Film Commission hanno promosso la fiction. È un progetto che è stato selezionato, diciamo, perché sono stati presentati circa 257 progetti, ne sono stati valutati una trentina e questo è rientrato a pieno titolo fra quelli scelti appunto per finanziamento, proprio perché trattasi di un'opera importante che rivive un po' uno spaccato sociale del passato. Nel corso della conferenza stampa moderata da Margherita Trupiano, numerosi gli interventi, il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Giuseppe Parello, che ha concesso le riprese di alcune scene del film al Tempio di Castore Polluce, il comandante della Polizia Municipale, Cosimo Antonica, che ha dato un significativo contributo nella ricostruzione della figura del poliziotto in quegli anni. Il direttore di TVA, Arturo Cantella, si è detto emozionato nel ripercorrere le varie tappe del progetto avviato nel 2009 e concluso l'estate scorsa con la realizzazione del film girato nel centro città, tra i vicoli del centro storico, ma anche nella suggestiva Valle dei Templi, con l'impegno davvero straordinario di tutti gli interpreti, mentre l'editore Piero Licausi ha annunciato la proiezione del film martedì prossimo, 9 dicembre, al Cinema Concordia di Agrigento, dell'intera fiction in 2 orari, alle 17 per lo staff ad invito ed alle 20 ingresso gratuito ed aperto all'intero pubblico agrigentino e non, e la messa in onda su TVA della prima puntata martedì 16 alle 21. Ma sicuramente Girgenti è una cornice storica molto importante, perché si parla più, diciamo, nell'immaginario collettivo storico di Girgenti che di Agrigento. Viene citato in alcune canzoni, viene citato in alcune commedie, viene citato un po' dappertutto, quindi Girgenti ha il nome Girgenti affiancato ad Agrigento, è più affascinante. Come è stato recitare questo ruolo che oggi stride moltissimo con quella che è la società contemporanea, che tutto è tranne che essere non scaltri? Ma perché io l'ho fatto fare a me io non lo so. Boh. Gli serve un cretino e ha preso me. E com'è fare il garzone? Devo guardare lì? Mi fanno cenere, devo guardare lì. Non è un caso che mi ha preso come garzone. Il barbiere era un po' il confessionile, il barbiere era un posto dove ci si ritrovava, si parlava, si sparlava. Diciamo che a Nume Saluni c'era uno sparlamento tanticcheggia annacquato, nel senso che, o meglio contenuto, nel senso che non mi piaceva e non mi piace che si sparlasse assai, ma capitava e capitava di tutto, e non solo per le capite, per sfumatura bassa, per sfumatura alta, per scrima, picchiggio. Io innanzitutto devo ringraziare Massimo, il regista Puglisi, perché mi ha dato questa grandissima opportunità di fare questa esperienza che non me l'aspettavo che fosse così entusiasmante, perché è vero, è stato molto difficile. Abbiamo iniziato i primi di luglio e finito fine ottobre, e quindi è stato molto complesso, però allo stesso tempo ricco di emozioni, perché si è creato un bel gruppo, quindi era un dare e un ricevere. Ci sono stati dei giorni abbastanza pesanti, ore e ore di lavoro, poi tutto il montaggio un po' complesso, insomma ha aiutato anche il regista proprio a livello del montaggio. È stato un susseguirsi di emozioni, di sensazioni, anche perché ho scoperto un posto bellissimo ad Agrigento che io, essendo empedoclino, non conoscevo, il quartiere Santa Croce. Ti dico, è stato bello perché ci siamo ritrovati con tanti attori agrigentini, empedoclini, primo Fovo Marchica, che abbiamo lavorato da sempre assieme. E questa è una scommessa che abbiamo fatto. Per quanto mi riguarda
il personaggio che ho portato io è stato un personaggio fantastico, perché di Turiddu Malugioglio ne avevo sentito parlare a mio padre, poi mi sono documentato su quello che era la sua vita normale, quotidiana e quella pubblica, ho cercato di approfondirla, spero di esserci riuscito, mi sono documentato con i nipoti, con delle persone anziane che lo conoscevano, che lo hanno conosciuto, e quindi ho amato tantissimo questo personaggio, perché è fondamentalmente, credo più o meno, una parte di me c'è sicuramente in questo personaggio. Uccidi quando vedi tazzita, bazzi, bazzi, bazzi. Accidi quando vedi tazzito, bazzi, bazzi, bazzi. Uccidi quando vedi tazzita, bazzi, bazzi, bazzi. È vero, e viva gli sposi. Alfonso Marchica, baciamo l'anello, il prete. Angelo Cinque, il medico. Stefano Virga, facevo parte del gruppo del Salone. Luigi Corbino, il Garzone. Angelo Provenzano, tipografo. Francesco Martelli. Maurizio Bognanni faceva un tizio, uno qualsiasi praticamente. E Massima Cosino, facevo parte del Salone pure io. Maurizio Gelo, Amici della Taverna, tizio del quartiere di allora. Io sono il responsabile del disastro. Toto Buscemi, tizio della taverna anche io. Augusto Enguanda, Tommaseggio mafioso. Il boss buono. Io sono Nino Seperoli, Donnino, o Barberi. Tutto fare. Io sono Gigio Gramaglia, io faccio l'imprenditore fallito praticamente. Pazienza. Nene Certino, io sono un cliente do Barberi, chi che si faccia il parodente, ecco. E che dente ha? Tony Bruccoleri, faccio il professore di storia e rimprovero aspramente Luigi Corbino. Fatto bene. Maria Fantauzzo, la moglie di Giugiù. Quindi protagonista femminile, quindi un ruolo importante. Di peso, molto di peso. Rosa Lafranca, faccio parte del gruppo delle Cortigliare. Elisa Capraro, Immacolata, la figlia dell'imprenditore fallito e della mamma Maria. Ivana Cantella, gruppo Cortigliare. Pippo Alvaro, Turiddu Malugioglio. Un lavoro apprezzabile, una gran bella soddisfazione che alla fine premia chi ha fatto di tutto per consentire l'uscita della pellicola, ovvero Televideo Agrigento, che con questo lavoro aggiunge un importantissimo tassello alla propria bacheca, costellata di grandi successi editoriali, giornalistici e televisivi, mostrando ancora una volta la grande tenacia di una squadra, quella di TVA, che da oltre 30 anni è presente in tutti gli schermi della Sicilia. Appuntamento dunque con il Salone di Girgenti martedì prossimo al Cinema Concordia di Agrigento alle 17 ed alle 20 e martedì 16 dicembre alle 21 su TVA Televideo Agrigento LCN 92. Ciao, vi dissi che io questa storia non ci trasferente.